Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura 13 condanne per complessivi 190 anni circa di reclusione e 3 assoluzioni. E questa è la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa nel processo contro il clan mafioso Trigila. Il boss di Noto, che dovrà scontare oltre 24 anni, avrebbe impartito ordine ai familiari e fiancheggiatori direttamente dal carcere per controllare il trasporto dei prodotti ortofrutticoli della zona sud della provincia. Trovato e recuperato dai sub dei Vigili del Fuoco il cadavere di Antonino D'Amico, il giovane di 22 anni disperso in mare a Terrasini da 3 giorni. Il corpo si trovava vicino al posto dove le onde lo hanno inghiottito, era rimasto infatti incastrato tra gli scogli nel fondale. Una 21enne è stata rapinata e poi accoltellata a lungomare di Marsala, nel Trapanese. Fermati 2 tunisini che l'avrebbero aggredita, insultata e poi ferita prima di fuggire su un monopattino elettrico. Attenzione alta sul territorio per la raccolta e il consumo di funghi freschi spontanei. Negli ultimi 2 giorni, infatti, nella zona etnea sono stati accertati 5 casi di intossicazione con necessità di intervento nei pronto soccorso. È in chiusura il meteo, tempo instabile anche domani in Sicilia. Sarà infatti una giornata prevalentemente nuvolosa, non si escludono piogge, temperature in discesa, massime fino a 29 gradi. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Buona serata.